Brillante successo esterno per la Totti Soccer School di San Filippo nella quarta giornata del girone B campionato Under 16 Elite. Al Gian Andrea di Latina piegata l'Agorà, fanalino di coda del raggruppamento per 0-4. Avvio di gara con padroni di casa subito pericolosi, al terzo da punizione è Persechino a provare la botta, respinge Menna sulla ribattuta, palla in out. Risponde la Totti Soccer al 18esimo, Oriano allarga per Morano, sinistro sull'esterno. Ancora Morano poco dopo mette al centro Concetti, manca però il gol di Insoffio. Rete che arriva invece al 34esimo, punizione poco dopo la metà campo, palla in area di rigore dove Sabatini si gira e trafigge Marrocco, 0-1. Non basta perché prima dell'intervallo ecco il raddoppio della Totti Soccer con Concetti che da attaccante vero trova l'angolino alto, 0-2 e match in ghiaccio. Nella ripresa Agorà che inizia con più convinzione, Iannarelli al 12esimo avvia sulla fascia di destra, cross per De Santis ed è bravo Menna a deviare in corner. Ancora Agorà su calcio di punizione, poco dopo De Santis calcia il rimbalzo, costringe Menna ad allungare in calcio d'angolo. Lo sforzo dei padroni di casa è piegato in ripartenza, Morano al 21esimo serve Troise, conclusione del numero 16 in cui Marrocco non è resistibile, 0-3. Agorà sfortunata invece al 25esimo da rimessa laterale traversa per Mugnai sulla respinta, la difesa ospite si salva sulla linea, poi conclusione ancora dell'Agorà murata dalla difesa degli ospiti. Finale con il rosso diretto corso a Monforte che va anzitempo sotto la doccia, mentre al 39esimo sul cross di Guido Baldi arriva il poker definitivo e la doppietta da parte di Troise, 0-4. Poi c'è tempo solo per il triplice fischio finale.